Beatrice de Silva Meneses nacque in una famiglia nobile a Ceuta, in Nord Africa. Fin da giovane la sua bellezza e la sua virtù attirarono l'attenzione dei nobili castigliani. Ma ciò che doveva essere una benedizione si trasformò presto in una prova terribile. La regina Isabella, consumata dalla gelosia, decise di punire Beatrice. La fece rinchiudere in una cassapanca, dove rimase per 3 giorni senza cibo né acqua. Il buio era completo, il silenzio opprimente, ma Beatrice non perse mai la speranza. Pregava con fervore, chiedendo a Dio di darle forza. E fu proprio durante quei giorni di sofferenza che Beatrice fece un voto solenne. Avrebbe dedicato la sua vita a Dio e mantenuto la castità. Quando finalmente fu liberata, Beatrice decise di lasciare tutto alle spalle e partire per Toledo. Durante il viaggio si dice che le apparvero San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio di Padova, 2 figure che la confortarono e la guidarono. Arrivata a Toledo, entrò nel convento cistercense di San Domenico, dove trascorse circa 30 anni in preghiera e meditazione. La sua fede e la sua dedizione non passarono inosservate. Isabella la Cattolica, futura regina di Spagna, rimase profondamente colpita dalla sua santità. Decise di aiutarla e le donò il palazzo di Galiana con l'annessa chiesa di Santa Fe. In quel luogo sacro Beatrice fondò l'Ordine dell'Immacolata Concezione, un sogno che aveva coltivato per molti anni. Il lavoro di Beatrice fu instancabile. Ogni giorno si dedicava alle preghiere, aiutava i poveri e confortava i malati. La sua presenza era una fonte di luce e speranza per tutti coloro che la incontravano. Nonostante le difficoltà e le prove, Beatrice rimase sempre fedele al suo voto e alla sua missione. Alla fine della sua vita, Beatrice si trovava a Toledo. La sua salute cominciò a peggiorare, ma il suo spirito rimase indomito. Continuò a pregare, ringraziando Dio per tutte le benedizioni ricevute. Circondata dalle sue consorelle, chiuse gli occhi serenamente, lasciando questo mondo per unirsi al suo amato Creatore. Il ricordo di Beatrice rimase vivo nei cuori di tutti coloro che l'avevano conosciuta. La sua vita fu un esempio di fede e coraggio, una testimonianza dell'amore di Dio. E sebbene il tempo passi, il suo spirito continua a ispirare e a guidare chi cerca la luce in mezzo alle tenebre. La storia di Beatrice de Silva Meneses non è solo quella di una santa, ma di una donna che, attraverso le sue sofferenze e il suo amore per Dio, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dell'umanità. E così, la sua leggenda vive, raccontata di generazione in generazione, come un faro di speranza per tutti noi. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.